Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Restano in carcere Alfonso Tumbarello e Andrea Bonafede, rispettivamente il medico di Campobello di Mazara che ha curato per 2 anni durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro e il cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al capomafia. Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo le richieste dei PM Piero Padova e Gianluca De Leo e dell'aggiunto Paolo Guido, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali dei 2 indagati. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Bonafede di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena aggravati dal metodo mafioso. E restiamo su questo tema perché un video di 10 secondi smentirebbe le parole di Andrea Bonafede. I PM hanno infatti depositato al Tribunale del Riesame un video girato da alcune telecamere di sorveglianza piazzate a Campobello di Mazara, il paese in cui Messina Denaro si nascondeva. Nel filmato si vede Bonafede a bordo dell'auto usata dai messi del comune incrociare la Giulietta del capomafia. I 2 veicoli arrestano la marcia e il boss e l'impiegato comunale si fermano a parlare. L'indagato fino ad oggi aveva sempre negato di conoscere il padrino di Castelvetrano, circostanza che il video smentirebbe. E passiamo allo sport. Questa mattina la Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti a Catania ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della gara di calcio a 5 tra Italia e Macedonia del Nord in programma per domani al Pala Catania come parte delle qualificazioni al Mondiale di Futsal 2024. Il commissario straordinario Mattei ha ringraziato i presenti e si è detto orgoglioso che la nazionale torni in Sicilia dopo 12 anni e che la scelta sia caduta proprio su Catania. La gara si terrà alle ore 20:30 e l'ingresso sarà gratuito. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani ritornerà a splendere il sole in Sicilia, in particolare lungo la costa tirrenica e sull'Appennino ci saranno prevalentemente cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con la possibilità di qualche nuvola nel corso della serata. Lungo la costa ionica e quella meridionale il tempo sarà prevalentemente poco nuvoloso con alcune nubi sparse solo al mattino. Invece nelle zone interne il cielo sarà prevalentemente sereno per l'intera giornata. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.